Ad Agrigento, al comune, in sala giunta, il sindaco Lillo Firetto ha incontrato la stampa insieme al professor Gaspare Massimo Ventimiglia, docente di restauro alla facoltà di architettura dell'Università di Palermo, e all'assessore Beniamino Biondi. È stato presentato il concorso di idee per il recupero della facciata della chiesa di Santa Rosalia in via Atenea. Abbiamo lavorato per proporre un concorso di idee per il rifacimento della facciata di Santa Rosalia insieme al professore Gaspare Massimo Ventimiglia, docente di restauro dell'Università di Palermo. Il nostro obiettivo è quello di poter riconquistare questa facciata per tutti gli agrigentini. Ad oggi questo monumento è mortificato in tutti i suoi aspetti. Nel 1951 la facciata venne smontata a causa della lesione perimetrale di un muro e non è mai stata più ricostruita. I pezzi sono stati conservati per una serie di ragioni, o ad oggi ne esiste soltanto il 30%. Dobbiamo comprendere come poter ricomporre questa facciata utilizzando anche delle tecniche creative all'interno di alcuni criteri e di parametri che verranno indicati nel bando del concorso. Potremo giungere ad una soluzione, trovandoci un carnet di progetti immediatamente cantierabili che abbiamo anche intenzione di condividere con la città attraverso una loro esposizione, per poter socializzare quali sono anche le idee del futuro del centro storico di Agrigento. In questo modo potremo coinvolgere numerosi ragazzi, atenei universitari su questo progetto e porre il problema di questa facciata, di uno dei luoghi più belli di Agrigento che per qualche ragione ad oggi si trova in uno stato di scarsissimo decoro. Non ci sarà alcun esborso economico da parte del Comune di Agrigento, ma piuttosto il coinvolgimento di un privato disposto a poter premiare il vincitore del concorso con una somma che possa ricompensarlo del lavoro e che di fatto è anche la testimonianza tangibile dell'interesse che ancora la città nutre verso questo tema. Noi pensiamo che il concorso di idee possa darci la possibilità di valutare diversi orientamenti progettuali. Siamo sicuri che questa operazione ha anche una rilevanza culturale. Come abbiamo appena sottolineato, l'importanza di questo monumento per il centro storico di Agrigento e per il suo ruolo urbano è chiaro, e dunque la possibilità di organizzare un concorso di idee dà intanto la possibilità di aprire un dialogo con i professionisti del settore che già operano ad Agrigento e non solo. Il polo universitario di Agrigento esiste in questa realtà da più di un decennio e dunque nuove generazioni di progettisti sono stati formati. Noi siamo certi che ci sarà un interesse concreto e che dunque giungeranno delle proposte molto valide. Queste saranno raccolte e organizzate in una pubblicazione, in modo che di questa interessante operazione di intervento sul monumento agrigentino possa restare un segno e si possa alimentare un dibattito anche a livello nazionale. Il coinvolgimento, diciamo, di alcuni gruppi e associazioni è significativo appunto per da un lato l'allaccio con il territorio, ma dall'altro queste associazioni sono anche, diciamo, il frutto di quello che è l'operosità dell'Università ad Agrigento, e quindi è significativo, diciamo, dare un contributo appunto e fare da tramite tra quello che è il mondo dei professionisti e quello che è il mondo degli studenti. E in questo senso, diciamo, la nostra partecipazione è proprio quella di sostenere l'operato del professore Ventimiglia, coordinando un po' quello che è la strutturazione del bando, e di coinvolgere il più possibile l'università, che credo che poi sia uno dei punti più significativi appunto di questo progetto. Per la prima volta l'università entra davvero in maniera forte in relazione con quelle che sono le politiche culturali dell'amministrazione e del Comune di Agrigento.